La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Secondo appuntamento con Penalty, bentrovati sportivi di TVM Palermo, bentrovati sportivi di Penalty. Il consueto spazio dedicato al calcio dilettantistico siciliano. Nella puntata del mercoledì, come tutti ben sanno, parliamo di Serie D ma anche di eccellenza, mentre invece nella puntata del giovedì sera i nostri riflettori sono puntati verso il campionato di promozione ma anche verso il campionato di prima categoria. Oggi però rivoluzioniamo la scaletta perché partiamo proprio invece con il campionato di eccellenza, perché proprio ieri si sono disputate le semifinali di Coppa Italia. Eccola qua la schermata, Unitas Sciacca che vince contro il Partinica Audace. Nell'altro incontro pareggio tra Vittoria e Modica. Intanto devo complimentarmi con i miei ragazzi perché hanno dato tutto fino alla fine, in una condizione non ottimale dal punto di vista dell'organico, con qualche giocatore fuori per infortunio. L'abbiamo portata a termine, abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare. Penso che sia stata una partita molto equilibrata contro un avversario molto forte che merita la posizione di classifica che ha in campionato. Chi ha visto la partita e va in profondità in questa partita dice quello che lei in questo momento ha detto, e abbiamo finito con diversi under in campo, abbiamo delle difficoltà in questo momento di organico per via degli infortunati, il direttore Longo sta completando l'organico e onestamente abbiamo tirato troppo in queste settimane. Domenica abbiamo fatto una partita importante, mercoledì avevamo oggi i giocatori contati, però ho visto lo spirito di sacrificio importante dei miei ragazzi, hanno voluto portare a casa il risultato e ci sono riusciti. Possiamo e dobbiamo fare ancora meglio perché obiettivamente abbiamo le qualità per poterlo fare e come ci metteremo a posto sicuramente saremo più costanti nella prestazione. Siamo sulla buona strada, il percorso continua, dobbiamo pensare solamente a alzare il livello di mentalità anche dal punto di vista tecnico-tattico e fisico. Abbiamo la possibilità di farlo e lo dovremo fare per tutti quanti. Voglio ricordarvi che le partite di ritorno si disputeranno mercoledì 17 dicembre. E adesso sì che parliamo di promozione, lo facciamo subito presentando i 4 gironi e parliamo immediatamente del girone A. Domenica si è giocata l'11ª giornata, eccola qua subito la schermata dei risultati. Atletico Partinico batte Aspra 3-0, Camporeale Calcio Fulgatore 1-1, Casteltermini batte Mazzara 1946 2-1, Terasini Mundi che pareggia in casa contro il Città di Casteldaccia. Città di Marineo Calcio batte Alcamo 1928 2-0, Gemini Calcio batte Margheritese 2018 4-0, Salemi batte Valderice Calcio 3-1 ed infine Aragona Calcio batte Sport Palermo 2-1. Continua il testa a testa tra Gemini Calcio ed Aragona Calcio, entrambe appaiate al primo posto
con 29 punti. Con 24 Alcamo 1928, con 22 Margheritese 2018. 19 punti Città di Marineo Calcio, con 18 Salemi, 17 Fulgatore e Valderice Calcio. Con 16 punti Sport Palermo, con 14 Atletico Partinico e Mazzara 1946, 10 punti per il Casteltermini, con 9 il Città di Casteldaccia, 6 punti per il Camporeale Calcio, 4 punti per l'Aspra, 2 punti per il Terasini Mundi. Intanto buonasera a tutti, sì, devo ringraziare il mister e tutti i ragazzi per aver dimostrato ancora oggi di essere una grande squadra e di aver dimostrato che con il gruppo, con la caparbietà, con il sacrificio che mettono in ogni allenamento siamo riusciti a portare a casa un'altra vittoria, un'altra importante partita. E questo ci dà morale, ci dà la giusta carica per ricominciare da martedì e pensare alla prossima, perché noi insomma cerchiamo di pensare domenica dopo domenica. C'è un grande gruppo, c'è una grande voglia di arrivare il più in alto possibile, è pur vero che il campionato è lungo, siamo anche agli ottavi di Coppa, quindi abbiamo bisogno di una rosa lunga, abbiamo bisogno di avere gente di qualità e gente che possa darci una grande mano anche da subentrato o anche perché no, da titolare quando c'è magari qualcuno che sta male. E ti devo dire che in queste ultime settimane abbiamo avuto purtroppo diversi infortuni, Beca, Ousu che manca ormai da 6 giornate, quindi è probabile che insieme al mister dobbiamo per forza di cose guardarci intorno e magari allungare così la rosa su alcuni reparti per, come dire, portare avanti il nostro progetto. Partiamo da questo presupposto che il nostro è davvero un grande gruppo, ci vogliamo bene, scherziamo, socializziamo, ci prendiamo anche un po' in giro e la cosa più importante è che non c'è invidia l'uno con l'altro. Chi segna, siamo tutti contenti e veramente stiamo costruendo qualcosa di bello, ma è l'ambiente che ti porta a fare bene, perché il gruppo c'è, la società è una società importante, il mister è una persona per bene, preparata e i tifosi, neanche a parlarne, ogni domenica ormai dico, ci conoscono un po' in tutta la Sicilia, dico, chiunque vuole venire a giocare qui per tutti questi fattori è qualcosa di stupendo. È la volta adesso del girone B. Vince l'Ascari Cefalù ma pareggia il Città di Villafranca. Guardiamo i risultati. Nuova Rinascita Città di Villafranca 2-2, Orlandina Calcio Sant'Angiolese 1-0, Futura Pro Falcone 2-2, Promende Calcio batte Città di Mistretta 1-0, Nicosia batte Aluntina 4-1, Torregrossa 73 batte Monforte San Giorgio 3-0. Vittoria fuori casa per il Gangi 2-1 contro il Città di Galati ed infine l'Ascari Cefalù batte Comprensorio del Tindari 4-0. Si divide la coppia di testa, momentaneamente in testa, in questa 11ª giornata troviamo solitario il Lascari Cefalù, al primo posto con 27 punti, con 25 Città di Villafranca, 22 Orlandina Calcio, con 21 Nicosia e Futura, 18 punti per l'Aluntina con 17 Promende Calcio, 16 punti Pro Falcone con 13 Nuova Rinascita, 12 punti Torre Grotta 73 e Città di Mistretta, 9 punti il Gangi con 8 Comprensorio del Tindari e Monforte San Giorgio, 7 punti Città di Galati, chiude all'ultimo posto la Sant'Angiolese con 5 punti. Giornata numero 11 del campionato di promozione siciliana Girone B. L'Ascari Cefalù prova ad approfittare del pareggio nell'anticipo del Città di Villafranca, ospitando tra le mura amiche dello stadio Ilardo il Comprensorio del Tindari. E come stiamo per vedere dalle nostre immagini sarà una partita senza storia. Si parte al minuto numero 2 con questa azione sulla destra dell'Ascari Cefalù che trova la conclusione, poi il tap-in sul secondo palo è vincente ed è da parte di Cutugno
che alla prima tra le mura amiche della sua nuova squadra trova subito il gol dell'1-0. Passano pochi minuti e ci prova per la prima volta, anche una tra le ultime per la verità, il comprensorio del Tindari con questa giocata individuale e questo destro di Cangemi che trova la parata di Mammano. Ma al minuto 27 calcio di punizione di Peppe Fazio, rimane fermo il portiere ospite e 2-0. Poco prima della mezz'ora la firma, la pennellata del centrocampista di grande qualità a disposizione di mister Giovanni Comito, e insiste il Lascari Cefalù alla ricerca del terzo gol. Qui l'anticipo da parte del portiere ospite sul tentativo in scorribanda di Morcero. Proprio su queste immagini termina il primo tempo, ripresa che si apre come stiamo per vedere ancora con Lascari Cefalù in attacco. Nello specifico ci prova Pastorella con un servizio ricevuto e uno scambio che porta alla sua conclusione, come stiamo per vedere, di poco fuori il diagonale destro dell'ex giocatore tra le altre della Don Carlo Misilmeri. Poi a un quarto d'ora dalla fine altra opportunità per il Lascari Cefalù, con questa conclusione respinta. Sulla ribattuta arriva Justice Bocciuei, minuto 74 e 3-0 per il Lascari Cefalù che vola sulle ali dell'entusiasmo. Il pubblico presente all'Ilardo non può che applaudire la squadra di mister Comito, che nei minuti finali riesce anche ad arrotondare il risultato con la scorribanda sulla sinistra di Danny Moccero, che va a recuperare una palla che sembrava persa, poi allarga il piattone destro, la mette sul palo lontano, gol del 4-0. Poco prima del triplice fischio non poteva che esserci anche la firma del bomberone del Lascari Cefalù su questa vittoria che arriva dopo 5 minuti di recupero e soprattutto dopo i 3 fischi da parte del direttore di gara. Lascari Cefalù che schianta il comprensore del Tindari con un netto 5-0 e si porta in testa alla classifica. È il grande giorno al Pietro Gangemi, giorno in cui si riaprono le porte del campo sportivo torrese ristrutturato nel proprio manto erboso per il campionato di promozione siciliana. Nel girone B il Torregrotta di mister Giannicola Giunta, che ha visto rinviata l'ultima sfida contro la Futura Brolo, recupero fissato per il 3 dicembre, ospita il Monforte Valle del Mela di mister Cataldi per il derby della costa tirrenica. Passiamo a raccontarvi il film di questa sfida con la prima occasione in marca ospite, venuti per la Spada che ci prova da fuori con il mancino senza inquadrare lo specchio. Al 18esimo punizione di Giordano per la testa di De Marco, palla alta sopra la traversa della porta di Agnello. Al 36esimo passano i rossoblù con il lancio di Leo per Isgro, stop aristocratico e dribbling incorporato per l'ex J Virtus, palla dentro per De Marco che deve solo spingere in rete alla Rafa Leao per il gol del vantaggio torrese, il primo nel nuovo Pietro Gangemi. Terminerà così la prima frazione di gioco con il Torregrotta in vantaggio per 1-0. Passiamo allora con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. 5 minuti al rientro in campo delle formazioni, punizione di Bonasera che supera la barriera, ma Agnello vola ad alzare in corner. 5 minuti più tardi ci provano gli ospiti con il lancio di Siracusa per Da Silva Morais che calcia fuori da ottima posizione. All'ora di gioco angolo di Giordano per l'incornata di Leo che però non riesce a inquadrare lo specchio. 2 minuti più tardi Bonasera recupera palla, assist per De Marco che calcia sull'estremo difensore ospite. Era tutto fermo però per segnalazione di offside. 3 minuti più tardi inizia la gara di battaglia, termina quella di Spadaro al 70esimo. Isgro proprio per il neoentrato Battaglia che serve l'assist a Morabido che non se lo lascia ripetere e sigla la sua seconda rete in campionato. Il prodotto del settore giovanile torrese. Partita virtualmente in discesa dentro Rasà, il luogo di De Marco al minuto 75. 3 minuti più tardi tocca a Impalà rilevare proprio Morabido. 1 minuto più tardi palla per Bonasera che lancia proprio il neoentrato Impalà di prima intenzione al volo, firma il 3-0. Tutto bellissimo al Pietro Gangemi per il Torregrotta che ritrova il proprio campo di casa, ritrova l'energia dei propri tifosi e ritrova anche una grande prestazione. La sfera di Sgro dopo una deviazione arriva ancora Impalà, questa volta è ciccato il suo mancino. Nel finale scampoli di gara per Viscuso che prende il posto di Sgro, anche Zirilli il luogo di Bonasera, non accade più
più nulla al Pietro Gangemi, Torre Grotta, Monforte, Valle del Mela e Giastoria e termina per 3-0 in favore dei rossoblù. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito, alla prossima! È la volta adesso di conoscere il girone C. Un girone C dove esiste solo una leader incontrastata, il Calcio Santa Venerina. Guardiamo i risultati. Atletico Messina batte Santa Domenica Vittoria 4-0. Bronte Calcio batte Valdinisi 2-0. Sant'Alessio Città di Mascali 1-1. Città di Aci Sant'Antonio batte Città di Misterbianco 3-0. Riviera Nord batte Aci Bonaccorsi Calcio 2-0. Vince fuori casa il Calcio Santa Venerina 3-2 contro il Belpasso 2014. Ed infine Ionica FC batte Atletico Catania 3-1. Un Calcio Santa Venerina che mette sotto anche il Belpasso 2014. 10 partite, 10 vittorie, 30 punti in classifica. Con 21 Città di Aci Sant'Antonio, con 18 Ionica FC, 17 punti Belpasso 2014, con 16 Bronte Calcio e Valdinisi Calcio. 13 punti Sant'Alessio con 12 Aci Bonaccorsi Calcio, 11 punti Città di Mascali, Riviera Nord ed Atletico Catania, con 10 il Città di Misterbianco e l'Atletico Messina. Infine chiude la classifica con 0 punti il Santa Domenica Vittoria.
Big match d'alta classifica per il Santa Venerina nella 10ª giornata di campionato. Belpasso subito intraprendente nelle prime battute, rimessa lunga di Fassaperna, non ci arriva Daniele Scapellato. Raggiunge il pallone Castelli che vince un contrasto con Lopez e si invola a sinistra. Castelli, la sterzata, l'assist per Inserra in aria, si sposta il pallone sul destro, Inserra chiude sul primo palo, fuori di poco. Viaggio, cerca di perna, capisce tutto Zanella, poi Sinatra prolunga per Pisasale che può scattare a sinistra. Pisasale uno sguardo in mezzo, il traversone arretrato di nuovo per Sinatra, tocca Luca, Sinatra col destro, respinge Strano. Punizione pericolosa per i padroni di casa, la batte Luca centrale, respinge Buallegue che poi blocca in 2 tempi. 15° Barberi, allarga a destra per Sant'Onofito, può spingere il numero 3. Sant'Onofito ancora a destra, punta Zanella, prova il rientro. Lo bracca anche Pisasale che gli porta via il pallone, controlla Zanella, pressato di nuovo da Sant'Onofito che gli porta palla via regolarmente, Sant'Onofito in aria, contrasto con Lopez, calcio di rigore. Dal dischetto va Inserra che con una botta centrale sblocca il punteggio, 16 minuti sul cronometro, Belpasso in vantaggio. Ospite a caccia di una scossa di perna nel cerchio di centrocampo, pressato da Basile che poi gli ruba palle, l'affida a Sinatra, grande lancio di Sinatra, posizione regolare di De Leonardis davanti alla rosa, De Leonardis col destro, il pareggio di Francesco De Leonardis, dura solo 7 minuti il vantaggio del Belpasso, è 1-1. 2 cambi di inizio di presa per mister Calvaruso, dentro Gulli al posto di Lopez e dentro anche Fabrizio Scapellato al posto di Pisasale, e un altro Santa Venerina in questo avvio di secondo tempo. Sinatra per Daniele Scapellato di nuovo per Sinatra, grande uscita del Santa Venerina, Sinatra vede il movimento di Carbonaro, alla fine serve Zanella che è in posizione regolare, Zanella davanti al portiere, Zanella col mancino, respinge la rosa. Daniele Scapellato, spalla alla porta, riesce a girarsi, poi lungolinea per De Leonardis, va all'1 contro 1 De Leonardis, accelera il numero 9, il cross per la testa di Carbonaro, alto sopra la traversa, torna a farsi vedere in attacco il Belpasso, Castelli recupera una palla vacante e parte in azione solitaria, salta a buon accorso, Castelli con l'esterno dentro per Inserra al volo che punisce Buallegue di prima intenzione, Marco Inserra, la doppietta per riportare avanti il Belpasso. Accusano il colpo i rosso-giallo-blu, rimessa lunga nella zona di Inserra, sponda per Castelli che si invola verso la porta, Castelli a tu per tu con Buallegue, Castelli il tocco morbido, salva tutto Gulli. Si gioca il tutto per tutto mister Calvaruso per recuperare il punteggio, fuori Basile, dentro Crisiglione. Zanella avanza palla al piede, poi cerca Daniele Scapellato, non si capiscono i due, riparte il contropiede del Belpasso, lo conduce Marino, 3 contro 2, allarga per Inserra di nuovo dentro per Marino con la punta, spreca malamente. Sul ribaltamento di fronte, punizione di Daniele Scapellato, a cercare Sinatra, il controllo, Sinatra riesce a girarsi, poi il cross dal fondo, fa scorrere Spampinato, respinge Inserra, ancora Sinatra, cross per De Leonardis, respinge la rosa, ancora De Leonardis. Francesco De Leonardis, un'altra doppietta pesante dopo quella in casa della Ionica, quella in casa del Belpasso, 7° gol stagionale per lui. Minuto 88, angolo di Sinatra, corto per Daniele Scapellato, scambiano i due. Sinatra riesce a spezzare il raddoppio, la mette bassa al centro, respinta. Arriva Daniele Scapellato col destro, un siluro imprendibile per la rosa, incredibile, il Santa Venerina è in vantaggio a 2 minuti dalla fine, primo vantaggio della partita, pesantissimo il primo gol in campionato di Daniele Scapellato. Belpasso che si getta disperatamente alla caccia del pareggio, Luca, pressato da Sinatra, recupera la sfera il numero 10, parte il contropiede del Santa Venerina, Sinatra, la affida a Carbonaro. Arriva anche Fabrizio Scapellato, servito da Carbonaro, Scapellato in aria, davanti alla rosa, si fa ipnotizzare, poi la difesa libera. Con una pazza incredibile e rocambolesca rimonta, il Santa Venerina espugna il Nuccio Marino e batte il Belpasso 3-2, dimostrando grande cuore e voglia di non mollare mai, anche nei momenti più difficili. Il Belpasso avrebbe meritato di più per quanto fatto vedere nell'arco dei 90 minuti, ma la squadra di Calvaruso ha avuto la bravura di rimanere sempre in partita e di capitalizzare al massimo le occasioni avute. Una vittoria che è un'enorme iniezione di fiducia per i rosso-giallo-blu che prosegue nel loro splendido cammino. Domenica prossima al Vincenzo Grazio arriverà il Sant'Alessio, squadra che naviga a metà classifica. Il Bronte si è rilanciato ufficialmente dopo un periodo no. Dall'impresa sfiorata in Coppa col Belpasso, non riuscita di una lunghezza, alla vittoria di Mascalucia una settimana fa. Ieri il filotto di risultati positivi ha dichiarato aperta la riscossa rossonera e di fatto l'irruzione in zona playoff.
Successo di peso enorme col Valdinisi, praticamente una delle aspiranti alla zona spareggi. È partita in mano ai padroni di casa sin dall'avvio. Non c'è orefice, sì invece Federico Catania lì dietro, titolare, in mezzo alla difesa. Poco dopo accelerazione di piazza, servito da San Filippo più Spartai in triangolazione, più Prestianni, azione che cambia rapidamente fronte, cross col sinistro del Venti, la sfera appena Spartà sotto porta e non è finita, Saccullo destro radente fuori di pochissimo. Si ricomincia da Ciraldo, in parallelo c'è una torre di San Filippo, anticipo su Prestianni da parte di Martinez, alla fine Spitaleri la accompagna sul portiere che ringrazia. Occhio al Valdinisi, unico pericolo di tutto il primo tempo. Campo la manca da 0 metri di testa, si va avanti sullo 0-0. Al 36esimo il meritato vantaggio dei padroni di casa, movimento in mediana di Spitaleri, Saccullo apre verso San Filippo che sta seminando il panico da quel lato. L'intesa col bomber è tutta in questo cross sul quale l'11 si piega per trafiggere la porta ospite. Bronte in vantaggio con il primo dei 2 gol di Saccullo di questo sabato, il secondo di fila in corrispondenza del Magic Moment e del rilancio rossonero. Clamoroso al 40esimo Citriglia per Caruso che con qualche difficoltà e alla fine in 2 tempi riesce a innescare la cavalcata dell'autore del gol, ma soprattutto verso Spitaleri e ancor più verso Prestianni, porta vuota, salva alla disperata a riposo che poi si oppone anche alla ribattuta di Spitaleri. Insomma, al Bronte manca solo il fiocco alla partita. Intanto il 5 del Valdinisi impegna dalla distanza Citriglia. A inizio ripresa la partita vive di un solo trend. Bronte al controllo totale del match, in fase di gestione più volte a pungere in area ospite. Cross di Caruso e rischia seriamente qui l'autogol Chillemi. Poi un micidiale contropiede basato da una liberata in area di rigore di Saccullo e ispirato da un trittico di velocisti, parliamo di San Filippo, Spitaleri e Prestianni. Alla fine è tutto alto di poco, ma 3 dei 4 menzionati diventano protagonisti assoluti degli applausi a loro tributati in occasione del bis che cade al minuto 72. San Filippo è un fiume in piena sulla destra dove domina in lungo e largo, si porta a spasso un avversario sulla linea di fondo e concede la doppia a Saccullo che spinge in rete la palla del 2-0 con questo tap-in preciso. Per Saccullo è il 7° gol in stagione che gli vale la scalata di diritto al 3° posto della classifica marcatori di promozione Girone C. Tra l'entusiasmo generale si sfiora il tris col neoentrato Montagno in campo nel finale, mandato da mister Gianluca Catania come Imbrosciano, D'Aquino, Ruffino e Strace. Su assist questa azione, manco a dirlo, di San Filippo. Rimane il tempo per una parata di Citriglia su punizione velenosa di Raspaolo. Il Bronte dunque vince con sicurezza 2-0 sul Valdinisi. Domenica a Santa Teresa Rive in casa della Ionica sarà profumo di altro scontro diretto per le zone che contano a una manciata di giornate dalla fine del girone d'andata. Al Sorbello Stadium l'Atletico Messina ritrova sorriso, gioco e punti pesanti nel match salvezza contro il Santa Domenica Vittoria. I biancoazzurri del presidente Farina calano un perentorio 4-0 interrompendo la striscia di 3 sconfitte consecutive e si rimettono pienamente in corsa nella lotta per la permanenza. La squadra allenata da Giuseppe Midiri parte con il piede giusto e dopo 2 occasioni mancate con Di Natale prima e Guglielmo subito dopo e Cucè a sbloccare il match al 3° tentativo con un destro preciso all'angolino che batte Perez e spiana la strada ai suoi. Per il classe 2007 si tratta della 2ª rete in campionato. L'Atletico vola sulle ali dell'entusiasmo e dopo la conclusione di Guglielmo bloccata in tuffo dal portiere, i locali trovano subito dopo il raddoppio proprio con il classe 2004 che incanta con una splendida conclusione a giro dal limite che non lascia scampo a Perez. Primo centro in campionato per Guglielmo e 2-0 pesante per gli ospiti. È l'inizio del calvario. Sulla punizione successiva proprio di Guglielmo, Panuccio esce dalla barriera in anticipo, rimedia il 2° giallo e lascia i suoi in 10. La traversa nega la doppietta al giovane biancoazzurro, ma l'Atletico sfrutta subito la superiorità numerica. Guglielmo illumina per Di Natale che da pochi passi firma il 3-0 e il suo primo gol stagionale.
La ripresa non cambia copione, i padroni di casa controllano e affondano, Garufi chiude il poker trasformando al meglio il lavoro di Farina e mette a segno il suo secondo centro in campionato. Guglielmo subito dopo è scatenato, semina il panico tra i difensori e in diagonale costringe Perez agli straordinari. Il Santa Domenica Vittoria perde lucidità e uomini, prima Gallian espulso per proteste, poi Langone per un intervento duro su Parisi. Nel finale, complice anche un infortunio, gli ospiti terminano addirittura in 7 uomini. Triplice fischio e festa atletico, i messinesi salgono a quota 10 punti, conquistano la terza vittoria in campionato, la seconda tra le mura amiche e continuano la scalata verso la salvezza. Situazione opposta per il Santa Domenica Vittoria, ancora ultimo a 0 punti alla 10ª sconfitta di fila, chiamato a una scossa immediata per rientrare in corsa. Il Riviera Nord continua a correre forte e lo fa nel modo migliore con un'altra vittoria pesante. Al Sorbello Stadium la formazione biancorossa piega l'Aci Bonaccorsi, centra il secondo successo consecutivo, il terzo nelle ultime 4 uscite e allunga il proprio filotto di risultati utili a 4. La squadra dello Stretto fa un balzo in classifica, si porta fuori dalla zona rossa e mette le mani con merito sulla zona salvezza e sono proprio i padroni di casa a partire forte. Dopo pochi minuti Doddis scalda l'ambiente con un sinistro che sfila di poco al lato. Sul ribaltamento di fronte però lo stesso Doddis diventa protagonista in negativo, commettendo fallo su Fazio in area che costa il rigore per gli ospiti. Cerasuolo si presenta dal dischetto ma il suo destro si stampa sul palo, Riviera salvo. La gara è frizzante, giocata a ritmi altissimi. Da un corner Isaia prova a sorprendere Gualberti che con un grande intervento tiene la porta inviolata. Risponde il Riviera con Portovenero, tiro dal limite Pappalardo costretto alla respinta. La Bonaccorsi non sta a guardare, divenuto impegna ancora Gualberti, sempre reattivo. Nel finale di primo tempo i padroni di casa costruiscono 3 nitide occasioni. Portovenero su punizione scheggia la traversa, Arena salta anche Pappalardo ma trova sulla linea il salvataggio di Scorciapino. Poi Buda obbliga ancora il portiere ospite ad un intervento non semplice. Il gol sembra maturo ma si va al riposo sullo 0-0. La ripresa si apre con un Riviera ancora più determinato. Dopo un tentativo in apertura, al 55esimo arriva il capolavoro di Portovenero che dal limite disegna su punizione una fantastica traiettoria che si infila sotto l'incrocio. 1-0 e stadio in festa. Magistrale la pennellata del 7 biancorosso che spiana ai suoi la strada verso la vittoria. La Bonaccorsi prova subito a reagire spingendo sugli sviluppi di un corner ma senza trovare la zampata vincente. Il Riviera invece continua a creare, Buda conclude al lato, Ambriano non inquadra di poco la porta e poi servito da Arena viene chiuso da un ottimo Pappalardo. Gli ospiti si rifanno vivi con Palazzolo ma trovano sulla loro strada un Gualberti in versione saracinesca, intervento decisivo che tiene avanti il Riviera. All'87esimo arriva la svolta definitiva, Ambriano viene atterrato in aria e il direttore di gara concede rigore. Sul dischetto va Brancati che calcia sotto la traversa e firma il 2-0 che manda i titoli di coda sul match. Con questa vittoria pesantissima il Riviera sale a quota 11 punti, aggancia Città di Mascali e Atletico Catania e si porta fuori dalla zona play-out, ora distante una sola lunghezza. Chiudiamo il tabellino del campionato di promozione presentando il girone D. Il Priolo FC vola solitario in vetta perché nel frattempo l'Acragas SLP rimane impantanata in un pareggio interno. Ma guardiamo i risultati di questa domenica. Atletico Megara batte Scicli 1-0, Città di Canicattini Pro Ragusa 1-1, Santa Croce Soccer 1, Frigentini 0. Calat 1, Gela 0. Vince anche fuori casa il Priolo FC 2-1 contro il Noto Calcio. Sommatinese Calcio batte Serra di Falco 5-1, pareggio tra Acragas SLP Gemini Cascordia 1-1 il risultato finale.
Guardiamo la classifica, dove abbiamo già comunicato la vetta solitaria per il Priolo FC con 28 punti, con 26 Akragas SLP, con 21 Santa Croce Soccer, 18 punti Gimnica Scordia, con 16 Sommatinese Calcio ed Atletico Megara, 15 punti Pro Ragusa con 14 Città di Canicattini, 11 punti Noto Calcio, con 9 il Calat, con 7 Serra di Falco, Scicli, Frigintini. Chiude la classifica con 2 punti il Gela. Ovviamente mi rimane il rammarico per l'atteggiamento arbitrale, perché io non giudico mai una singola decisione dell'arbitro che sbagliano, ci può stare, ma l'atteggiamento è stato assolutamente di parte, sia nelle ammonizioni, sia nei falli e sia anche nell'atteggiamento con la panchina, quindi non capisco il perché questo atteggiamento da una sola parte, da parte dell'arbitro, che veramente ha condizionato la gara, perché comunque noi sul secondo tempo in 10 uomini non abbiamo mai sofferto, stavamo provando a fare la partita e fischiare quel fallo assolutamente, cioè, che non ha nessun senso, è assurdo fischiare il fallo del difensore, lo fischi gli attaccanti e poi te li prendi il gol. Giustamente siamo rammaricati perché, ripeto, non ci sentiamo veramente danneggiati fortemente oggi. Mi fa male, però rimbocchiamoci le maniche, perché ci ha danneggiato per questa e per le altre partite anche, quindi ci rimbocchiamo le maniche, pazienza, vuol dire che devo andare così e non dobbiamo comunque continuare a mollare. Rimane la prestazione, perché è stata molto positiva a mio avviso, rimane che i ragazzi hanno veramente dato l'anima, stiamo sudando la maglia e questa è la cosa che importa di più. Poi a lungo andare vediamo, il campionato è ancora lungo e noi sicuramente non molleremo mai. Devo fare solo i complimenti ai ragazzi, perché in 10 contro 11 già dal primo tempo, con una decisione un po' troppo avventata secondo me, secondo noi tutti, secondo tutti coloro che vedranno anche gli highlights, e soprattutto una grande reazione della squadra, che veramente sono stati coesi, sono stati presenti in tutte le zone del campo, hanno coperto veramente tutte le zone del campo. Non gli si può dire niente, però purtroppo è sempre dura parlare di un arbitraggio così a senso unico. Non voglio dire che ha condizionato, ha proprio indirizzato la partita, e questo lo dico con immenso rammarico, purtroppo, perché, ripeto, come ho già detto anche in altre situazioni, noi facciamo enormi sacrifici per rimanere a galla, poi arrivano questi direttori di gara che, anziché fare il loro dovere, fanno i filosofi, si mettono a interloquire ogni fallo, praticamente vi era una spiegazione, e allora non lo so che cosa pensano di fare, forse pensano di essere protagonisti di un reality, quindi devono andare per forza a spiegare tutte le situazioni di gioco. Al comunale di Aragona, l'Agragas di mister Sebbi Catania, reduce dal pareggio sul campo del Santa Croce, affronta la Gimnica Scordia, che nell'ultimo turno ha vinto contro la Vigor Gela e si è proiettata in quarta posizione a quota 17 punti. A 25 invece il gigante appaiato con il Priolo in vetta. Siamo pronti a raccontarvi del film del primo tempo ad Aragona. Subito l'Agragas arrembante, passano 2 minuti, dalla sinistra Jama salta un avversario, mette il cross molto profondo sul secondo palo, ci prova King ma la mette sull'esterno. Al 27esimo Tripoli, grazie a un rimpallo, si può lanciare verso la porta il numero 7 a spazio, poi sterza dal limite, fa partire il destro, Cirnigliaro dice no, e Lopez sul fondo. Minuto 32, calcio di punizione, Agragas che spinge alla ricerca dell'1-0 al lato di poco il tentativo del centrocampista ex Camarat. Minuto 34, ancora punizione di Jama per Gambino, la controlla in qualche modo, entra in area di rigore, poi la conclusione è ciccata fuori. Minuto 37, recupero palla di Gambino in profondità per Ten Lopez
che cerca il pallonetto da buona posizione, alza troppo la mira, minuto 43, solo l'Agragas, punizione dalla distanza di Jama che mette in zona Gambino, non arriva per centimetri alla deviazione vincente, para sicuro Cernigliaro, poi la punizione di Bonaccorsi viene messa in calcio d'angolo da Manna. Termina così il primo tempo ad Aragona 0-0 tra Agragas e Gimnica Scordia, ai punti sicuramente. Belli padroni di casa, inizia però la ripresa con gli ospiti che ci provano, pallone allontanato sui piedi di Azzaro, alto il tentativo. Minuto 55, entra Ervini per Camilleri, cambio nell'Agragas, 59esimo, punizione di Jama, è sempre un'occasione quando ci va lui da fermo, pallone che rimane incastrato vicino alla linea, vicino al limite del gol. Poi il direttore di gara segnala questa infrazione, questo tocco con il braccio, e allora è calcio di rigore. Tra le proteste ovviamente la Gimnica Scordia, dal dischetto si presenta Jama, rincorsa il pallone che finisce all'incrocio, vale l'1-0 dell'Agragas che dopo tanti tentativi sblocca il risultato in questa gara comunque complicata contro la Gimnica Scordia. Ospiti che si svegliano, punizione dalla distanza per Foti che viene toccato così da Nodo, e per il direttore di gara questo intervento vale il secondo calcio di rigore nel giro di 6 minuti. Questa gamba alta del numero 8 vale la massima punizione, Bonaccorsi se la fa respingere, arriva però ancora lui sul secondo tentativo a trovare la via della rete. 1-1, la Gimnica Scordia si rifà sotto, minuto 70, punizione di Jama, il pallone è ottimo per Fragapane che fa la sponda per Tel Lopez, clamorosamente sciupata questa occasione. Minuto 71, ancora Jama, la mette dentro, è un cioccolatino l'ennesimo per Nodo che non riesce a tramutarlo nel 2-1. Minuto 74, dalla sinistra il traversone di Erbini per Gambino, di testa la indirizza bene, di un soffio alta. Minuto 85, la Gimnica Scordia potrebbe addirittura vincerla in contropiede, Migalizzi va a scambiare con Mannino, conclusione con il destro che si stampa sulla traversa. È successo di tutto ad Aragona, l'Agragas martella, ma alla fine 1-1 contro la Gimnica Scordia. Risultati, classifiche, ma soprattutto tante immagini dedicate al campionato di promozione. Adesso voltiamo pagina perché nella parte conclusiva della nostra trasmissione, come tutti ben sanno, parliamo il giovedì anche di prima categoria.
Il rullo dedicato al campionato di prima categoria. Rullo che chiude la nostra puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi. Ci rivedremo sempre qui sul canale 19 di TVM Palermo giovedì prossimo alle ore 21, ma vi ricordo anche l'appuntamento del mercoledì pomeriggio alle 15:30 per parlare chiaramente di Serie D e di eccellenza. Se volete rivedere le nostre puntate di Penalty, allora vi consigliamo di visitare la nostra pagina Facebook oppure il nostro canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Ci rivediamo la prossima settimana.